posso dire, noi non ci stiamo preparando, noi siamo pronti. Risponde così la rappresentante di categoria dei parrucchieri, estetisti e tatuatori. Loro erano già pronti, ci dice. Stare fermi vuol dire morire. Abbiamo oramai lavorato tanto sui protocolli di sicurezza e secondo me anche abbiamo lavorato oltre quello che può essere il protocollo di sicurezza, da quello che emerge dalle bozze anche di CNA nazionale di cui io rappresento la categoria di Padova e provincia. Mascherine chirurgiche e guanti, ma anche mascherine FFP2 senza filtro per quelle lavorazioni che richiedono che il cliente non abbia un dispositivo di protezione sul volto. L'emergenza da sanitaria ora è diventata economica. Noi non abbiamo una perdita che è inferiore al 50%, sotto il 33%, e noi abbiamo una perdita di fatturato del 100% da 57 giorni. Oggi è il 57° giorno che le nostre attività sono chiuse e quindi la perdita del settore è totale. Una piccola attività artigiana ha spese fisse di circa 2.500 euro, ci dicono, costi che in questi mesi di chiusura ci sono stati e le misure messe in campo dal governo non sono ancora arrivate. È il momento di ripartire perché noi siamo fortemente in crisi, anche per il fatto, e qui mi permetto di sottolinearlo perché in prima persona lo sto vivendo, i fondi non arrivano. Cioè io ho molti colleghi che devono ancora ricevere i 600 euro del bonus, ok? Parliamo che sono passati 57 giorni. Io stessa ho chiesto i 25.000 euro e le assicuro che ho tutte le carte in regola per ottenerli. Ad oggi io non ho ricevuto nulla e le mie spese stanno proseguendo